Si sono svolte nella prima mattinata e nel tardo pomeriggio le commemorazioni per la rappresaglia nazifascista del 17 agosto 1944 che portò alla morte di 10 partigiani. 7 furono uccisi nella caserma Piero Bon di Chiesa Nuova, mentre gli altri 3 furono impiccati in via Santa Lucia. 1945 su questa efferata esecuzione fascista eseguita per impiccagione. Un elemento di forza, un elemento di aggregazione, un elemento identitario della nostra società. Oggi abbiamo il dovere di non dimenticare queste e le altre vittime innocenti e meditare sui valori morali ed etici che hanno motivato questi, come altri giovani. Per onorare questa manifestazione poco nota, come sconosciute sono altre manifestazioni importanti che accompagnano la storia del periodo bellico 1943-1945, uno dei periodi più terribili della storia italiana. È una novità che sia un orfano di un patriota trucidato dalle truppe tedesche in ritirata il 29 aprile 1945 a ricordare questo fatto di rilevante importanza perché compiuto tra l'altro tra fratelli italiani e non dall'invasore esercito tedesco il 17 agosto 1944. Quello di oggi è stato il 73esimo anniversario di questa spietata strage. Anniversario quello della sera che, ahimè, si è svolto mentre in contemporanea a Barcellona avveniva per fini terroristici un'altra nuova strage. Fischer Channel News, Padova. Più rispettosa di tutte le libertà